Nuova protesta oggi davanti all'unità di crisi della Regione del Veneto. Oggi a manifestare le addette e gli addetti delle mense scolastiche. Arrivano da tutto il Veneto, 350 per il Comune di Venezia, 700 per la provincia e più di 2000 da tutta la regione. È la seconda volta che manifestano i loro disagi, con la cassa integrazione presto in scadenza per quelli che l'hanno avuta anticipata dalla cooperativa. Noi siamo con le 10 ore settimanali, 230 euro. Al mese? Sì, perché io parlo del mio personale che sono di 10 ore settimanali, ecco 230 euro. Cioè 5,34 euro, quindi all'ora. E come si vive con 230 euro al mese? Le bollette bisogna pagarle, bisogna fare la spesa. Appunto non si vive. A sostegno dei lavoratori sindacati ascoltati dalla Regione. Assieme con le altre regioni su questo fronte stiamo lavorando per avere chiarezza, tempistiche, modalità, in modo di mettere anche le condizioni di prepararsi, di sapere, eccetera. Dal nulla di oggi al nulla di domani, il timore che questi lavoratori a settembre, con la ripresa delle scuole, possano ritrovarsi ancora nell'incertezza. È un comparto che ha seri problemi perché molte di loro devono ancora prendere alcun compenso per il FIS da parte dell'INPS. È un comparto che sta per affrontare l'estate, che è il momento in cui viene messo a riposo, senza avere alle spalle un periodo di reddito che consenta anche di traguardare l'estate. E questi lavoratori attualmente sono in cassa integrazione senza soldi e adesso verranno anche sospesi, quindi senza nessun introito, neanche di cassa integrazione, né disoccupazione, niente, né contributi, niente di niente, e a settembre è il grande punto di domanda, cioè non si sa se le scuole riprenderanno, come riprenderanno, e abbiamo paura che il servizio mensa venga sospeso.